Agrigento risulta vincitrice del bando per il rilancio del patrimonio artistico del Ministero dell'Interno con il progetto per la promozione del Borgo di Girgenti, un regalo di Natale per il centro storico della nostra città, grazie al finanziamento di 194.539,60 euro destinato ad attività culturali e turistiche. Si tratta di un incentivo del Ministero dell'Interno destinato a sostenere e rilanciare le piccole e medie città d'arte e dei borghi che hanno subito notevoli perdite durante il Covid. Fondi destinati alla realizzazione di laboratori della memoria intersettoriali per la creazione di un percorso esperienziale, iniziative volte ad aumentare la fruizione del centro storico, l'inclusione attraverso il superamento delle barriere architettoniche, del Museo Civico di Santo Spirito, attività di formazione della cittadinanza e una strategia di marketing con la realizzazione di infopoint diffusi e di un festival dei cinque sensi per scoprire l'arte. 259 sono stati i comuni ammessi a partecipare alla selezione, 170 i progetti presentati che la commissione esaminatrice ha valutato. Agrigento si è classificata con il punteggio di 77,25, viene così ammessa al finanziamento superando città ben più importanti dalla grande storia come Assisi, Positano e Siena. Un risultato raggiunto grazie al lavoro svolto duramente il mio assessorato, dichiara Francesco Picarella, già assessore al Comune di Agrigento, fatto di impegno e attenzione per la nostra città, per valorizzare e promuovere il suo centro storico come attrattore principale del territorio. È un impegno che non si conclude.